Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi del Napoli questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Direttamente dalla Spagna, una notizia che sta scuotendo il retroscena del calcio europeo. Il Napoli starebbe spingendo per ingaggiare Marcus Rashford dal Manchester United. La notizia arriva dal quotidiano El Nacional, che rivela che l'attaccante inglese ha chiesto di essere ceduto, suscitando l'interesse di grandi club come Aston Villa e Marsiglia. Tuttavia, il Napoli sembra essere in vantaggio nella corsa e l'uomo dietro a questo possibile acquisto non è altro che Antonio Conte, che vede in Rashford un giocatore chiave per formare un potente trio d'attacco insieme a Romelu Lukaku e Kvicha Kvaratskhelia. La notizia ha colto molti di sorpresa e, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali in Italia, l'impatto di un eventuale trasferimento come questo sarebbe enorme. Rashford, con la sua esperienza e versatilità, potrebbe portare l'attacco partenopeo a un nuovo livello, soprattutto sotto la guida di Conte, che è già riuscito a portare in squadra Scott McTominay, altro nome dello United. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Marcus Rashford sarebbe l'acquisto ideale per il Napoli? Potrebbe essere il partner perfetto per Lukaku e Kvaratskhelia? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro del nostro attacco e sui movimenti del mercato dei trasferimenti.